Alle 7:26, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Bene, allora oggi cominciamo subito con le notizie di attualità. Sono salvi gli stipendi dei lavoratori dell'AMAP, dal Comune arrivano 3 milioni per saldare gli emolumenti dei dipendenti e le forniture, qui siamo a Palermo naturalmente. Al momento dunque è scongiurata l'emergenza, ma le manifestazioni non si fermano e oggi ci sarà un nuovo sit-in, vediamo. Si intravede la luce nella delicatissima situazione dell'AMAP, l'azienda del comune di Palermo finita con i conti sequestrati per una vicenda giudiziaria nella quale sono coinvolti anche alcuni suoi ex vertici. La procura ha accolto parzialmente l'istanza presentata dal legale della società. I 3 milioni messi sul piatto dal comune di Palermo andranno quindi direttamente su un conto corrente e serviranno a coprire le spese per pagare gli stipendi dei lavoratori e garantire il carburante ai mezzi. Insomma, non ci sarà emergenza cittadina. I dipendenti avevano manifestato davanti alla prefettura di Palermo tutto il loro disagio per non aver ancora ricevuto lo stipendio. L'AMAP, che oltre a svolgere il servizio idrico integrato nella città di Palermo, garantisce l'approvvigionamento idrico ad altri servizi a vari comuni della provincia, quindi non si fermerà. Questo sicuramente da un lato può essere considerato un passo avanti e su questo versante esprimiamo sicuramente soddisfazione perché i lavoratori possono ben sperare rispetto al fatto che a brevissimo gli stipendi verranno erogati. Chiaramente la vertenza non è risolta perché se non la si affronta in termini strutturali e se non si trovano delle soluzioni che siano a lungo termine, fra pochi giorni rischieremmo di trovarci esattamente nella stessa condizione odierna. Per il dissequestro dei 20 milioni di euro invece bisognerà attendere la decisione del riesame che arriverà nei prossimi giorni. E adesso parliamo di altro, un fiume di rifiuti, l'Eleuterio a Misilmeri, scambiato per una discarica abusiva. Scaricati lì i materiali di risulta per la costruzione di un centro commerciale. 5 persone sono indagate. Lo vedete, il cassone del camion che si ribalta sversando di tutto. I materiali di risulta provenienti da un cantiere per la costruzione di un centro commerciale erano direttamente scaricati sul letto del fiume Eleuterio, diventato una bomba ecologica. I carabinieri della compagnia di Misilmeri e i militari del centro anticrimine Natura di Palermo hanno denunciato la legale rappresentante di una ditta di costruzione di Misilmeri, 3 dipendenti e un palermitano. Gravissimi danni sul fiume, modificati gli argini con rischi di natura idrogeologica per tutta la zona circostante, dovuti al restringimento dell'alveo e dallo sbarramento del regolare deflusso delle acque. I carabinieri hanno scoperto anche 21 sversamenti illeciti, tutti sull'Eleuterio, provenienti da demolizioni edilizie, miscelati ad altre tipologie di rifiuti, di plastica, pneumatici, imballaggi e metalli, livellati poi con l'utilizzo di una ruspa. Scoperti oltre 1000 metri cubi di rifiuti, l'inchiesta ha portato al sequestro preventivo anche di una zona di 1000 metri quadrati, autocarri e mezzi meccanici dell'area di un cantiere di un immobile nel quale venivano stoccati rifiuti pericolosi in attesa di essere smaltiti sul letto del fiume. Il valore dei beni sequestrati ammonta a 1,5 milioni di euro. L'elenco delle contestazioni è lungo: inquinamento ambientale, gestione e stoccaggio illecito di rifiuti speciali, realizzazione di discarica abusiva, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione sui beni paesaggistici, distruzione e deturpamento di beni naturali, nonché danneggiamento di acque pubbliche. Immagini veramente impressionanti. Va bene, allora adesso passiamo alla rassegna stampa siciliana con il nostro Angelo. Allora andiamo a vedere i quotidiani, cominciamo con la Sicilia di Catania, subito i 2 fatti più importanti messi in evidenza stamattina: ancora elezioni, vincitori e vinti, dopo le elezioni va alla moviola, perché adesso viene analizzato tutto, l'identità di successi e delusioni nella sfida nelle ultime amministrative, gli approfondimenti poi nelle pagine interne. Ma attenzione a questo titolo, questo fuori onda, che è veramente molto interessante. Perché questo fuori onda? Perché l'Europa impone le telecamere a bordo dei pescherecci, chiusa a un giorno dall'apertura la pesca del tonno rosso. Ci torneremo con approfondimenti nelle pagine interne. E poi ci sono una serie di focus, una serie di approfondimenti. La longevità invecchia l'isola, riferito alla Sicilia, e l'anziano diventa una risorsa. Questo è
quanto scrive la Sicilia con l'invecchiamento attivo. Realmonte, ne abbiamo parlato ieri, Regione e Parco frenano sulla Scala dei Turchi, l'intesa è solo sul demanio, vanno a precisare questa mattina. Poi sono un paio di notizie che riguardano anche la cronaca, ad esempio la vicenda Pandetta, poteva avere un cellulare e quindi per questo è stato assolto il cantante neomelodico. A Taormina De Luca ha ricevuto la quarta fascia tricolore, insomma sta inanellando sindacature una dietro l'altro. Diciamo, il leader di Sud chiama Nord. E a proposito dunque di fatti che possiamo approfondire nelle pagine interne, abbiamo detto della pesca, eccola qui, chiusa dopo un giorno la pesca del tonno rosso, ma solo in Sicilia. I nostri pescherecci costretti a fermarsi mentre dalla Turchia a Malta proseguono indisturbati la loro... Avevamo avuto nei giorni scorsi proprio esponenti dell'organizzazione dei pescatori. E poi leggiamo ancora un duro colpo dell'Unione Europea ai pescatori siciliani, le telecamere a bordo, una stop alla tolleranza, situazione davvero diciamo complicata per i pescatori siciliani. La Scala dei Turchi, l'abbiamo sentito prima, l'abbiamo letto prima, dietro fronte di Parco e Regione, l'accordo annunciato in grande stile riguarda soltanto però l'area demaniale, questo è quello che ha precisato ieri con un comunicato anche la Regione siciliana. Sanità, e dalla Regione arrivano, questa è una notizia interessante, ti ricordi i laboratori privati che avevano problemi di budget, arrivano 14 milioni per strutture private accreditate, insomma in qualche modo una sorta di... si può respirare un po' per queste strutture che danno una mano al servizio sanitario. Poi mi piace sottolineare, questa è una curiosità che stamattina la Sicilia, a proposito di economia, in Sicilia nel 2022 sono state richieste 154.870 casi su 288.000 circa, ricerche di personale, nell'82% circa delle volte era necessaria l'esperienza maturata, nel 41,2% delle selezioni non è stato possibile reperire i candidati idonei, quindi diciamo quasi oltre il 40%, non c'erano i candidati idonei perché mancano le competenze digitali per poter svolgere determinate attività e questo è un handicap che va certamente colmato. Poi torniamo alle elezioni, però sulla pagina di Catania, perché c'è una curiosità, stamattina l'abbiamo trovata sulla Sicilia, è il consiglio più rosa di sempre, quello che è nato, il consiglio comunale. E il record di donne sono 11 su 36, 10 elette grazie alla doppia preferenza di genere. Il sistema a coppie ha funzionato premiando con la compartecipazione, ma il ruolo attivo è determinante delle candidate. Insomma, è una buona, ottimo segno. Una buona notizia. Poi ieri nel telegiornale ne abbiamo parlato, c'è questo giallo della bara bianca abbandonata tra le erbacce, è stata scoperta a Mister Bianco, questa piccola bara bianca nascosta neanche troppo tra le erbacce, pochi passi dal cimitero comunale di Piazza del Carmine, nella zona diciamo proprio alle spalle del cimitero. Adesso stanno indagando i carabinieri di Mister Bianco, hanno avviato queste indagini dopo la segnalazione dei vigili urbani. Questo è anche la foto della bara che è stata ritrovata, come dicevamo. Una curiosità, attenzione perché questa è davvero una curiosità particolare che riguarda la cucina. Sì, la cucina, perché stamattina mi ha attirato questa storia qui. C'è un sondaggio, i 5 crimini a tavola che i siciliani odiano di più. Dall'ananas sulla pizza alla pasta cotta in acqua fredda fino al ketchup sugli spaghetti, questa è le follie più comune tra i turisti che arrivano. Assicurato. Esattamente, che arrivano in Sicilia. Adesso andiamo a vedere invece la prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica. Anche qui in primo piano c'è il post elezioni, i lunghi coltelli nel PD e nel centrodestra, quindi non si fa torto a nessuno. L'esito del voto siciliano travolge il fronte progressista, Barbagallo prova a rilanciare, occupiamo l'as ferma, il caso Turano agita la maggioranza e spacca la Lega. Tutti contro tutti a sinistra, resa dei conti anche per Schifani. Insomma,
Ce n'è per tutti. Dappertutto acque agitate. Stamattina ce n'è per tutti. E poi la buona notizia di cui ci siamo occupati poco fa nel servizio che abbiamo sentito, l'inchiesta AMAP, sono stati sbloccati gli stipendi, ma è stato respinto il piano dell'azienda. Quindi seguiremo ancora questa vicenda, perché c'è stato oggi un nuovo sit-in, abbiamo detto. E quindi ne parleremo anche oggi. E poi, per restare a Palermo, Consiglio Comunale in trasferta allo Zen, rifaremo la piazza. Leggiamo, ci sarà anche la piazza sognata dallo Zen 2 al centro del Consiglio Comunale straordinario, che stamattina si svolgerà nell'aula magna dell'Istituto Giovanni Falcone, dopo lo scandalo, ti ricorderai, che ha travolto la scuola con arresto per peculato dell'ex preside. Si discuterà di tutti i lavori pubblici in cantiere per il quartiere. Sempre Levanzo che continua a fare discutere, la sovrintendenza ordina di smontare il solario. Finalmente! Insomma, è davvero una decisione. Una vicenda infinita quella che stiamo leggendo. Allora, come dicevamo, le vicende politiche, i lunghi coltelli nel PD, Barbagallo fa il duro, occupiamo l'Ars Ferma, attacchi a Valentina Chinnici per l'intervista a Repubblica, iscritta da 6 mesi e fa analisi, Rubino chiede le dimissioni del segretario che adesso alza i toni. Insomma, c'è davvero una resa dei conti a 360 gradi. Non si sta meglio dall'altra parte. Caso Trapani, Lega divisa, alta tensione in giunta, Schifani, stop, decido io. Sudano a muso duro contro il meloniano Cannella, che chiede la testa di Turano, scontro tra i big storici salviniani e new entry in vista dell'Eurovoto. Questa, diciamo che la nostra Sicilia è una cartolina. Le elezioni europee sono nel 2024, quindi ci sarà un anno, andranno avanti così. Sarà un anno duro, davvero complicato da affrontare. E poi torniamo sull'AMAP, perché c'è l'ok agli stipendi, i conti sono ancora bloccati, allarme dei sindacati, ora l'acqua è a rischio. E questo è un altro aspetto di questa vicenda. La Procura europea non ha accolto il piano dell'azienda per scongelare i soldi, crediti non esigibili e beni sopravvalutati. L'inchiesta si allarga ulteriormente, quindi lontano dalla soluzione questa inchiesta, che sta in qualche modo portando alla luce vicende che per lo più tutti noi sconoscevamo. Poi ancora sempre sulla vicenda di Levanzo, c'è l'alta della sovrintendenza, solarium irregolare, via dagli scogli il progetto. Effettivamente dalla foto già si vede che non è bellissima. Possiamo cercare di zoomare quanto possibile, questa è la realtà, insomma c'è questo ferro che arriva proprio sugli scogli. Vediamo un po' di leggere qualcosa in più, perché il progetto è stato approvato e prevedeva una struttura di legno e invece questo è in ferro e c'ha insomma qualcosa di diverso. L'impresa annuncia ricorso al TAR, i residenti smontatele, insomma. La questione è ancora assolutamente tutta aperta. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, anche qui c'è la politica. Per cominciare, per Schifani c'è la grana, Fratelli d'Italia Lega, scambi di ripicche e accuse fra i due principali sostenitori del governo regionale all'indomani delle amministrative. C'è la linea dura dei meloniani sull'alleanza rotta al voto a Trapani, Michael Roccio ora difende l'assessore traditore Turano e parla di attacchi volgari, il presidente tace e prova a mediare, prova a cercare una soluzione per riportare un po' di serenità nella sua maggioranza. L'avvertenza sindacale, dipendenti si avvia la trattativa sul contratto, oltre agli aumenti chiesta la riclassificazione, gli organici sono sguarniti. E poi dopo le proteste, vedi, laboratori di analisi, arrivano 14 milioni, abbiamo visto sulla Sicilia, sono stati trovati fondi per le prestazioni del 2022, ma ne servono altri 7,5. Però, insomma, speriamo che si possa trovare davvero questa soluzione. E poi c'è la vicenda ancora di Paceco, come certamente ricorderanno anche a casa. No? È stata arrestata anche la madre, nel senso che adesso, prima il papà era finito, il papà 19enne era finito in carcere, detenuto a Trapani, mentre la 16enne è finita in carcere a Roma, evidentemente non era in Sicilia. La crisi AMAP, sbloccati 3 milioni per gli stipendi. E poi ancora, notizia che stamattina è su tutti i quotidiani nazionali, maternità su
surrogata, reato universale. C'è il primo sì alla Camera, voto e polemiche in Commissione. Secondo la proposta di legge della maggioranza, la gestazione per conto di altri è punibile anche se eseguita all'estero da italiani, e le opposizioni vanno all'attacco su questo tema. Una vicenda che è legata invece alla città di Palermo, al quartiere Brancaccio. I beni non sono dei Graviani, restituiti ai proprietari, accolte le tesi difensive, cade in appello la confisca. Questo sul Giornale di Sicilia. Poi abbiamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, perché si insediano i nuovi sindaci nel Messinese. Sì, hai anche del tempo. Abbiamo tempo. Da leggere un paio di approfondimenti delle pagine interne, perché la Regione, c'è la Lega avverte, il rimpasto dovrà coinvolgere assessori anche di Fratelli d'Italia. A Taormina inizia l'era di Cateno De Luca, ma al passaggio di consegne l'uscente Bolognari non si è presentato e quindi non c'è stato il tradizionale, insomma, la stretta di mano, il passaggio delle consegne. Questa è la situazione. E poi leggiamo ancora qualche notizia che ha carattere anche nazionale, perché si parla anche qui del PNRR, stop del governo alla Corte dei Conti. È stato presentato un emendamento decreto per ridimensionare i poteri di controllo sul piano proprio del... Sì, perché la Corte dei Conti rimproverava in qualche modo che si è il speso governo. poco rispetto a quello che si doveva spendere, Sì, questo è il adesso concetto. è ridimensionata la Corte dei Conti. Quindi. Esattamente. Poi diciamo, il governatore Visco di Banca Italia dice il salario minimo è utile, PIL meglio del previsto. Stranamente, diciamo, la nostra Italia sta facendo un po' meglio rispetto a quelle che erano le previsioni. Poi c'è qualche notizia di carattere locale, perché a Capotorlando esplode la condotta, la mancanza di acqua crea dei disagi, la situazione è proprio questa. Leggiamo anche Macron esclude una tregua, parliamo della guerra in Ucraina, ancora attacchi in Russia, la sola pace giusta è la vittoria di Kiev. Questo è la posizione della Francia. Esattamente, la posizione della Francia. Una notizia stamattina che riguarda anche il calcio, c'è un richiamo dell'Europa League, la Roma battuta ai rigori, ma dopo tantissime polemiche sull'arbitraggio, insomma, dopo il vantaggio di Dybala, i supplementari sono stati, diciamo, sono finiti sull'1-1, però ci sono stati gli errori poi dagli 11 metri di Mancini e Ibanez. La partita è durata 146 minuti, pensa, la più lunga della storia. Ma davvero la più lunga? Sì, questo è il dato che viene fuori dopo questa finale davvero lunghissima. Adesso andiamo ad approfondire qualche notizia dalle pagine interne della Gazzetta del Sud, perché il neonato abbandonato, arrestato, come diciamo anche la madre, il padre 19enne è già rinchiuso in carcere, la 16enne è stata fermata a Roma. Questo è quello che scrive la Gazzetta del Sud. Poi ancora, assolto il rapper Nico questo è interessante, vediamo un leggiamo qualcosa. Il cantante neomelodico, che dedicò una canzone allo zio Boss di Catania, è stato assolto ieri a Milano dall'accusa di avere violato un decreto sulle misure di prevenzione. Vincenzo Pandetta, in arte Nico, rapper siciliano, 32 anni ed anche ex cantante neomelodico, già detenuto in esecuzione di una condanna definitiva per spaccio ed evasione, e poi finito spesso al centro di polemiche per testi delle sue canzoni, tra cui una ad esempio intitolata Dedicata a te, scritta proprio per lo zio. Come dicevamo, era imputato perché secondo la procura milanese avrebbe violato il decreto sulle misure di prevenzione, ovvero, come si legge nell'imputazione, malgrado fosse sottoposto ad un avviso orale dal questore di Catania, possedeva un telefono cellulare, insomma poteva detenere questo telefono. Infatti gliel'hanno restituito. Esattamente, questo è quello che scrivono stamattina i quotidiani, ma c'è altro per quanto riguarda... Abbiamo un minutino. Abbiamo un minutino, questo lo dedichiamo al turismo, visto che siamo praticamente entrati, il 1° giugno segna, diciamo, l'inizio di quelli che sono i mesi
strettamente estivi, no? Giugno, luglio e agosto, perché da oggi sbarcare alle Eolie costerà 5 euro in più. Tassa raddoppiata fino al 30 di settembre, ponte del 2 giugno, sottotono, stranieri in aumento. Questa è la situazione per le Eolie, insomma si pagherà qualcosina in più per poter soggiornare in quello che certamente quelle che sono, diciamo, per noi una grande cartolina per la Sicilia, le isole Eolie, insomma, il soggiorno costa qualcosina in più. Chiudiamo con un'ultima notizia ancora, sempre dalle pagine interne, però, ed è una questione tutta politica per quanto riguarda la vicenda del Comune di Messina, perché si continua ancora con le polemiche, l'opposizione adesso passa al contrattacco, c'è l'atto per fare cadere Pergolizzi, che è poi il presidente del Consiglio Comunale, tutto roto attorno ad un punto, quella del 29 maggio era o prima o seconda votazione, stamattina verrà depositato dopo. Sono beghe che riguardano la politica messinese che ci trasciniamo, come vedi, quasi ogni giorno. Su Messina c'è questa storia, speriamo che la composizione, insomma, adesso possa essere definitivamente risolta. Magari oggi diamo la notizia magari, definitiva. Che ne so, speriamo chissà, di sì. Chissà. Speriamo Intanto per il momento ci fermiamo, sei d'accordo? Va bene così. Facciamo una breve pausa e poi subito dopo la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. 1 giugno, ore 7:49, proseguiamo con la rassegna stampa nazionale. E come no, allora cominciamo e partiamo dal Corriere della Sera per quanto riguarda i fatti nazionali, riforme, c'è il richiamo di Visco, fondi dell'Unione Europea, scontro sui controlli, il governo blocca la Corte dei Conti, lo dicevamo prima, l'opposizione va a protestare. Comunque il governatore della Banca d'Italia dice che il salario minimo, l'abbiamo già letto, è utile, bisogna accelerare sul PNRR, la Premier il piano va aggiornato. Poi, come abbiamo detto prima, c'è il PIL dell'Italia che cresce più degli Stati Uniti, pensa anche meglio di Parigi e di Berlino, perché l'economia italiana è in ripresa. Nel primo trimestre di quest'anno il PIL è cresciuto dello 0,6%, di fatto meglio delle previsioni. Il nostro paese fa meglio del resto d'Europa, ma anche meglio degli Stati Uniti. Questa è una notizia. Speriamo che anche la gente possa avvertirlo questo segno positivo. Speriamo, certo sì. E poi l'utero in affitto, reato universale, c'è il primo sì in commissione, la maternità surrogata diventa reato universale, c'è il via libera della Commissione Giustizia di Montecitorio alla proposta di Fratelli d'Italia che prevede la punizione dei cittadini italiani che vanno all'estero per farla. Il testo in aula il prossimo 19 di giugno. E poi tornando alla politica, la Schlein tira dritto, è solo l'inizio, qui per restare, la leader e le tensioni nel Partito Democratico, insomma cerca di mettere dei paletti, la Schlein dice che per adesso va avanti. Senti, la vignetta chi è? È Fitto con chi ce l'ha? Un attimino, no, i controlli, sì, è chiaro. E questo è quello che fa. Però il suono non è quello classico, ma è PNRR. Esattamente. Va bene. E poi ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, nel naufragio degli 007 spunta la pista, c'è ancora un mistero di un naufragio, gli hotel dei russi sul lago Maggiore di Como, le ville degli 007 italiani e il Mossad sul battello. Insomma è una storia strana di questo naufragio che non si capisce, originato forse dal tempo che non era proprio ideale per uscire, però poi probabilmente è successo qualche altra cosa. La notizia che qui leggiamo nel milanese: Giulia è sparita incinta, indagata il compagno. Adesso andiamo a vedere un po' meglio se la regia ci dà la possibilità di poter andare invece su un'altra pagina, se torniamo un attimo in studio così abbiamo la possibilità di poter cambiare, perché vedi, la aggiorniamo subito, sempre dal Corriere della Sera, perché è stato trovato il corpo di Giulia Tramontano. Mamma mia. Il compagno, il barman, ha confessato: l'ho uccisa io, e il tentativo di bruciare anche il cadavere. È una brutta storia, così la aggiorniamo perché i giornali, siccome il ritrovamento è avvenuto nella notte, non sono riusciti ad aggiornare, sono andati già in stampa. Povera donna, quindi davvero. questa è la notizia
di cronaca che va certamente aggiornata. Allora torniamo invece alla nostra rassegna stampa. Questa era la prima pagina. Ah, così dice l'acqua si ritira, beh, meno male. Sì, l'acqua si ritira, ma qui c'è poco da salvare perché sì. praticamente tutto distrutto. L'alluvione è stata davvero devastante. Adesso siamo con la Repubblica. PNRR, l'allarme di Visco e di Banca Italia. Nel suo ultimo intervento il governatore incalza l'esecutivo sul recovery, coordinarsi con l'Unione Europea, riforme e salario minimo urgenti, dice ancora. Sul disagio sociale ha anche aggiunto il sostegno ai redditi bassi nella manovra vanificato dalla stretta sul reddito di cittadinanza. E poi la Corte dei Conti, emendamento del governo, limita i controlli e ci sono le nuove polemiche su questo aspetto. E sempre in Italia, perché la maternità surrogata è reato universale, è arrivato il sì in commissione, mentre per il conflitto in Ucraina, Belgorod colpita dagli ucraini, Putin ordina di evacuare i bambini. Questo è quello che sta succedendo, cioè una nuova fase di questo conflitto che si allarga adesso in territorio, nelle periferie della Russia, ma non solo, perché abbiamo visto che i droni sono arrivati anche in pieno centro a Mosca. Poi leggiamo la fotonotizia, l'Europa League è del Siviglia ma ai rigori a Budapest gli spagnoli battono la Roma nella partita più lunga. Anche e qui quello che è Dybala? È Dybala che piange alla fine della partita, però dobbiamo dire che la Roma, finché lui è rimasto in campo, certamente ha offerto una prova diciamo importante. Il giocatore non era in perfette condizioni, però evidentemente la Roma è arrivata un po' stanca a questo impegno con tanti infortuni, troppi giocatori indisponibili e Dybala che non era al 100%. Siamo adesso alla Stampa perché parliamo ancora di maternità surrogata. C'è un divieto da ricchi, così si scrive sulla Stampa. La Commissione Giustizia dice sì al reato universale. La rabbia di PD e Movimento 5 Stelle parlano di provvedimento incostituzionale. Staremo a vedere quali saranno i risvolti. Poi ancora il PNRR, il governo sfida i giudici, bavaglio alla Corte dei Conti, sconfitta la linea morbida di Mantovano, l'opposizione insorge, mossa autoritaria. E la maggioranza ha depositato questo emendamento che abolisce il controllo proprio sull'uso dei fondi del PNRR. Quindi non controllare più. Il governo praticamente si mette al riparo per il suo punto di vista, evidentemente dal suo punto di vista. Poi c'è il saluto di Visco alla Banca d'Italia, attuale recovery sia al salario minimo, sono le sue parole. Poi come abbiamo detto, c'è un'altra area della nostra terra che incomincia ad avere nuove tensioni. Il Kosovo, il presidente Vučić, Pristina e serba, Kurti ritiri le truppe e ci sarà la pace. Qui un di nuovo ricomincia esattamente come prima. Esattamente. E poi generazione identità, leggiamo questa fotonotizia sulla Stampa, l'inchiesta Ombre Nere, la rete della destra, la sostituzione etnica esiste. Insomma, queste sono approfondimenti che il quotidiano di Torino offre per chi ha la possibilità e ha il tempo, chiaramente interessato anche da questi aspetti. Siamo alla politica, anzi no, siamo all'economia, perché il PIL del primo trimestre balza a più 1,9%, lo scrive il Sole 24 Ore, certifica dunque quella che è la crescita della nostra economia. L'inflazione cala dall'8,2% al 7,6%, quindi una buona notizia. I prezzi crescono, anche se è molto alta ancora, 7,6 è altissima. Però insomma c'è una crescita sì, un po' ridimensionata. Smentite le Cassandre, l'Italia è più reattiva di Francia e Germania per restare in tema. E poi a proposito sempre di economia, perché quella cinese rallenta, c'è lo scivolone delle borse in Europa e quindi evidentemente c'è un riassetto, no? Perché poi le borse cercano di captare per tempo quelli che possono essere i movimenti futuri. Ancora le parole di Visco, sforzo corale sul rilancio per un futuro attento ai giovani in un paese più sicuro e più giusto. Torna parole il tema. sacrosante, sperando che si possano attuare. Anche qui PNRR dal governo, stop a verifica della Corte dei Conti, scudo sino al 2030.
2024. Questa è la situazione. E poi però gli scenari, attenzione perché c'è sempre in ballo questo problema degli Stati Uniti. C'è stato l'accordo sul debito negli Stati Uniti, però questo accordo non ha risolto il problema. Proprio per questo motivo le borse stanno risentendo e sono un po' in altalena in questi ultimi rischio del default che potrebbe trascinare un po' l'economia mondiale. Il Messaggero, l'apertura è con la fotonotizia, vedi? Quotidiano di Roma, la grande amarezza, scrive il quotidiano Il Messaggero. E poi ancora autonomia, c'è l'altolà di Banca Italia, il governatore Visco verificare le coperture per i costi, il Senato ora un'inchiesta, l'appello a fare presto sul PNRR, dal governo un freno ai controlli della Corte dei Conti. Abbiamo già detto di Giulia Sparita, il compagno indagato per omicidio, è stato ritrovato nella notte il corpo della giovanissima che era incinta al 7° mese di gravidanza. Leggiamo il Fatto Quotidiano anche. PNRR in armi, questo è il titolo, il PD dice no ma vota sì. Ecco. Così per la Travaglio ha trovato il modo di irridere il PD. Oggi gli Eurodem approveranno l'ASA, perché è un provvedimento praticamente fatto in Europa, mentre in Italia la Schlein col mitra in mano. Esattamente, noi contro, ma il partito è diviso, farà un emendamento contrario destinato alla bocciatura, poi però voterà a favore. Ecco. Le cose chiarito, chiarito, insomma, per noi comuni mortali un po' poco chiaro, poco. per dire così. Senti, questa è bellissima, il titolo del giornale. Opposizione surrogata, i supplenti dei Dem vanno in crisi, la Schlein rassicura mettetevi comodi, restiamo qui, ma il Partito Democratico è ininfluente. Visco, Banca Italia ruba il lavoro a Elli e critica la Meloni su salari e riforme, anche Landini ne approfitta, stipendi e fisco dalla CGIL arrivano solo no, e sul PNRR giudici contabili in agguato, il governo costretto a limitare i controlli. Costretto, il giornale esattamente dice. Così. Libero, abbiamo qualche minuto ancora, penso, per poter andare avanti con la nostra rassegna. Immigrati, nuova beffa, c'è la trappola europea, ricollocamenti, addio. I paesi dell'Unione Europea ci offrono soldi per tenerci i profughi, 22.000 euro per ogni migrante, e la Polonia dice non pagheremo. Quindi insomma, come vedi, c'è sempre qualcuno che poi la pensa in maniera diversa, e la Schlein minaccia, sono qui per restare, quindi è una minaccia. Il titolo per loro è una minaccia. Questo per Libero, ovviamente noi sempre vediamo un po' cosa scrivono i giornali e leggiamo cosa riportano. Ora la legge va, parliamo ovviamente dell'utero in affitto, passa in commissione il reato universale sulla maternità surrogata, il 19 giugno in aula alla Camera insorgono le opposizioni, respingiamo l'egoismo edonistico, scrivono Avvenire. Poi l'Ucraina punge, Mosca oltre il confine, e quindi insomma significa che la guerra si sposta fuori dall'Ucraina. Visco dice sì al salario minimo, governo no a giudici sul PNRR. Ci fermiamo qui. Perfetto Angelo, allora adesso ci guardiamo il meteo, molto importante soprattutto per voi che state per uscire di casa. Ci rivediamo fra pochissimo. Ben ritrovate ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, giornata di giovedì 1 giugno, primo giorno d'estate meteorologica, ma sull'Italia manca l'anticiclone e quindi resta esposta a umide correnti dal Mediterraneo responsabili di una certa instabilità diurna. Entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà sulla Sicilia. Il sole sarà prevalente, ma nel corso del pomeriggio si attiveranno nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco, a tratti intensi, più concentrati nelle aree interne montuose. Il tutto con clima caldo, senza eccessi particolari. Le temperature massime infatti nelle diverse località saranno prossime ai 23-25 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà nella giornata di venerdì. Ebbene, la situazione non cambia. L'assenza dell'alta pressione comporta qualche disturbo, specialmente nelle ore centrali del giorno. Sole prevalente sì sull'isola, ma nell'entroterra montuoso si formeranno nuovi fenomeni, anche temporaleschi di moderata o forte intensità. Le temperature massime al più guadagneranno qualche grado. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web. Qua sono le 8:02, abbiamo un ospite, benvenuto, è il professor Rosario Leonardi, buongiorno a tutti. Allora, a Giardini Naxos
dal 25 al 27 c'è stato recentemente quindi il Congresso Nazionale dell'Urop, che è l'associazione Urologi Ospedalità Pubblica e Gestione Privata. Chi ne fa parte, professore? Ma è una schiera molto vasta, perché sono tutti gli urologi che lavorano negli ospedali cosiddetti accreditati, no? Quindi parliamo di strutture di grosso impatto, gruppi, diciamo, che si occupano di sanità privata, diciamo a gestione privata, ecco, perché in effetti è una gestione pubblica, il paziente afferisce alle strutture come in un ospedale, solo che l'amministrazione, anziché essere, diciamo, pubblica, è privata. Ma parliamo di grosse strutture, il San Raffaele, l'Humanitas, per dire gruppi siciliani, il gruppo Samed. Ed ha festeggiato anche un anniversario. È il ventennale, perché questa società, che oggi è la seconda società scientifica per numero di soci e per attività, è nata da Cireale, da un gruppo di urologi che io ho avuto il piacere, insomma, di riunire, e poi da quel momento c'è stata un'ascesa graduale ma progressiva fino a portare a questo congresso del ventennale che ha diciamo, dato spazio a circa 400 delegati, quindi diciamo un congresso di alto impatto. C'è stata anche una joint venture con gli urologi ospedalieri privati americani, che sono un gruppo veramente molto importante, e quindi insomma si continuerà a crescere, noi speriamo sempre in armonia e con, diciamo, l'obiettivo fisso che è quello della cura del malato. È venuto fuori qualcosa di nuovo che ci può interessare tante cose. Chiaramente il focus è stato fatto sulla prostata, sappiamo che l'urologo si occupa tanto di quest'organo che si ammala e che quindi va curato. Problematiche benigne, insomma, è emerso la possibilità per esempio di curare le forme iniziali di ipertrofia prostatica con delle tecniche ambulatoriali senza anestesia, quindi diciamo molto, molto rapide, no? Sì. Senza impegnare troppo il paziente, come per esempio le neoplasie vescicali, con dei laser che permettono di fare questi interventi sempre in ambulatorio senza anestesia. Si è focalizzato molto l'attenzione sulla chirurgia robotica, no? Sappiamo adesso che la chirurgia robotica rappresenta diciamo, il gold standard per quanto riguarda, ecco, vediamo qualche immagine sul video della diciamo, terapia, ecco, del tumore della prostata, e quindi si è fatto un po' il punto su quelle che sono le novità tecniche, perché è sempre un work in progress, no? Quindi cerchiamo sempre di trovare qualche espediente che migliori la tecnica e che quindi migliori i risultati in termini di potenza e di continuità. Ma il disagio più diffuso qual è? L'ipertrofia oppure già addirittura la situazione No, diciamo che grazie a Dio quello che è più diffuso è l'ipertrofia, nel senso che addirittura le do un dato importante, tenendo conto che la popolazione media va sicuramente a invecchiare, si parlava al congresso che da qua a qualche anno l'ipertrofia prostatica supererà come incidenza l'ipertensione e il diabete, quindi diventa una patologia sociale a tutti gli effetti. E siccome inizia a un'età precoce rispetto al passato, prima insomma si diceva che il soggetto è anziano a 60 anni, e ora 60 anni non è più anziano ma è diversamente giovane, quindi già cambia. E arriva ancora prima? Arriva prima, inizia a 40 anni e comincia a manifestarsi ai 50 anni, quindi sono... Ecco perché si sta cercando di trovare anche delle soluzioni che permettono di non andare incontro a un intervento, ma qualcosa che si pone fra l'intervento e la terapia medica. Ma perché c'è stato questo anticipo, diciamo, prima si arrivava a 60 anni, adesso a 40 anni, che non so, stili di vita, siamo cambiati. Ma diciamo che sicuramente l'epigenetica agisce moltissimo, no? Noi sappiamo come nella fase, diciamo, di sviluppo degli organi le influenze ormonali possono veicolare o comunque orientare verso una successiva evoluzione di patologie che una volta erano molto in là negli anni in maniera precoce. Per esempio l'uso degli estrogeni, ne vogliamo parlare, nella zootecnia, e questa è una cosa risaputa da tutti, ecco. Nel latte, figuriamoci, poi anche l'uso di sostanze chimiche che respiriamo ma che anche sono nei nostri alimenti. Quindi diciamo che l'ambiente, insieme a quella che è l'epigenetica, crea questa, diciamo, alterazione precoce
in senso istologico e quindi sintomatologico precoce pure. 50 anni insomma è un'età molto... Adesso dottore dobbiamo parlare di cose un po' più delicate che insomma non fa piacere ricordare, però cominciamo parlando dei tumori superficiali della vescica, che sono diversi da... Sì, grazie a Dio sono diversi dai tumori infiltranti, anzi dovremmo noi avere come obiettivo quello di non arrivare a un tumore infiltrante che poi presuppone un'asportazione di tutto l'organo della vescica, quindi noi dovremmo fare sempre più prevenzione. Prevenzione. Sì, prevenzione significa prevenzione primaria ma anche secondaria. Primaria evitando quegli elementi che possono indurre la trasformazione in senso tumorale dell'urotelio, cioè di questo intonaco che riveste la vescica, ma secondaria nel senso che al primo sintomo vado dall'urologo, mi faccio vedere se c'è una forma superficiale, viene trattata e come dicevo anche con questi laser può essere trattata ambulatorialmente e quindi non si va in progressione. Il segno più importante è l'ematuria, cioè quando vedi rosso telefona, scappa, perché? Non bisogna avere paura, assolutamente, o vergognarsi o altro. Assolutamente. Quando c'è rosso nelle urine bisogna immediatamente approfondire e vedere un attimino di Quindi cosa si si va tratta. dallo specialista. Si va dallo specialista, ma anche le microematurie, guardi, per esempio una problematica importante è che spesso facciamo degli esami alle urine, c'è un po' di sangue, magari il medico di famiglia dice fai un po' di terapia antibiotica e una cistite. Se questa microematuria è ricorrente, cioè nel senso che c'è sempre la presenza di queste tracce di sangue, allora lì il problema non è tanto la cistite. Escludendo i calcoli, che è un'altra patologia che dà questa microematuria, bisogna sempre pensare male per stare bene. Quindi pensiamo a qualcosa di più importante, poi magari non lo è e siamo tutti contenti. E la chirurgia robotica ci sta aiutando in questo senso? La chirurgia robotica no, ci sta aiutando e moltissimo. Diciamo che adesso la chirurgia robotica, che prima era appannaggio soltanto di alcune aree dell'Italia, ormai è diffusa, insomma anche a Catania abbiamo la chirurgia robotica, quindi questa è una cosa che è una buona notizia. Assolutamente sì, finalmente siamo in grado di dare delle risposte ai nostri pazienti. Sul tumore della prostata certamente, cioè oggi in pratica abbiamo la possibilità di migliorare quelli che sono i risultati in termini di continenza, che è la cosa più importante, ma anche di potenza. Chiaramente quando c'è l'indicazione, noi non dobbiamo mai esasperare le indicazioni. L'indicazione giusta significa già il 90% del risultato. Giusto. Perché spesso noi siamo portati ad esasperare le tecnologie. Le tecnologie sono un nostro aiuto, non deve essere un qualcosa che ci spinge a dare indicazioni non corrette. Quando l'indicazione è corretta e le tecnologie si assistono, il risultato è eccellente. Perfetto. E che cos'è il PRP, professore? Questa è un'altra bella novità. No, perché ci preoccupa e insieme abbiamo bisogno di chiarimenti. Certo, il PRP in pratica sono le pappe piastriniche. Allora, un altro problema importante nella nostra società, ne abbiamo parlato anche in qualche altra occasione, è la disfunzione erettile. Disfunzione erettile perché l'invecchiamento di un organo molto delicato, che in pratica sono i corpi cavernosi del pene, che è un organo vascolare, ecco, e porta poi alla mancanza di un afflusso adeguato di sangue e quindi l'organo non funziona come dovrebbe. Allora a quel punto si sta cercando qualcosa che possa ringiovanire, fra virgolette, questi tessuti che invece sono andati incontro all'invecchiamento. Le pappe piastriniche concentrate, che è una cosa molto semplice da fare, semplice prelievo al sangue, poi una capacitazione, insomma questo prodotto viene poi nuovamente iniettato all'interno dei corpi cavernosi e i risultati sono molto interessanti, quindi si parla di ringiovanimento, non solo le donne, dico anche gli uomini, par condicio, no? Cerchiamo un attimino. Professore, l'ultima domanda che vorrei farle, che facciamo a tutti i medici e gli esperti come lei, prevenzione, che vuol dire? Ma prevenzione significa stile di vita corretto, corretto nel senso di attività fisica, giusta alimentazione, evitare il fumo, insomma sono cose anche forse noiose perché se ne parla sempre, ma poi non si fa mai. Lo ricordiamo, perché sono fondamentali. Sì, io in pratica quando dico, lei non deve fumare, poi c'è il paziente che mi guarda e dice, ma sono 40 anni che io fumo, cosa devo fare? Io dico sempre, guardi, lei doveva smettere ieri,
Però questo mi rende impopolare, perché chiaramente il paziente non vuole sentire queste cose, però è, diciamo, per la salute della persona è assolutamente indispensabile. Noi siamo avvantaggiati, perché noi siamo nel nostro meridione dove dovremmo essere meno, come dire, fashion e più tradizionalisti, soprattutto per l'alimentazione. Cioè, praticamente sì, andiamo da McDonald's, per carità, però insomma, mangiamo un po' di pesce in più che forse fa meglio. Oh, perfetto. Grazie professore Rosario Leonardi per Grazie a lei. i suoi preziosi consigli. Ci fermiamo e adesso poi parleremo di altri problemi che però riguardano i bambini, la cardiochirurgia pediatrica, e torneremo a parlare della struttura di Taormina. State con noi, grazie ancora. Grazie a lei. Sono le 8:14, abbiamo due ospiti cui diamo il benvenuto, Sasha Gatti che è primario di cardiochirurgia pediatrica e Paolo Guccione che è primario di cardiologia pediatrica, entrambi a Taormina. Noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con dei genitori che ci hanno raccontato la loro preoccupazione oltre che la loro esperienza, perché sono genitori di bambini malati e che vengono curati in questo centro d'eccellenza che è quello di Taormina e che hanno paura che venga chiuso, perché secondo tutte le complicate vicende, nonostante vengano da voi bambini dell'Asia, bambini dell'Africa, eccetera, eccetera, fanno i calcoli della popolazione e dicono beh c'è già quello di Palermo, cioè che lo teniamo a fare quello di Taormina, più o meno detto un po' brutalmente. A che punto siamo? Prego. Siamo che seguiamo tanti pazienti, tanti bambini, le loro famiglie vengono accolte giornalmente per effettuare procedure che sono tra le più semplici alle più complesse, che richiedono grande tecnologia e soprattutto grande esperienza di centro, nel senso questo centro fa queste procedure da più di 10 anni, quindi quello che noi possiamo offrire è un grande background tecnologico come primo punto, ma anche grande capacità di accoglienza alle famiglie, ai genitori dei nostri pazienti. Infatti abbiamo riscontrato negli ospiti che abbiamo avuto in studio come dire, anche un calore umano che come dire, comunicavano, perché diciamo, proprio oltre che naturalmente la vostra abilità scientifica, sembrava che ci fosse uno spiraglio negli ultimi tempi, è vero o no? Sì, ci siamo un po' aggrappati a questa nuova disponibilità, diciamo, sia da parte del governo regionale che naturalmente di alcuni rappresentanti della politica, e speriamo che, diciamo, prevalga il buonsenso. Come dice lei, una volta che si è costruito una struttura del genere, dispiace veramente non riuscire ad andare avanti. Questa bella fotografia che cosa riassume? Voi la vedete lassù in alto. La fotografia è proprio il riassunto di quello che è la nostra attività. Guardate che bello. Servono, le immagini, ci sono almeno 60 infermieri, 25 medici, dei tecnici di perfusione, insomma è veramente una squadra molto... Sono tutte professionalità che... Sì, io mi permetto di dire, è molto difficile creare un'alchimia così complessa per ottenere la vita e la salute di un solo bambino. Quindi penso che questo sia il messaggio più complesso da qua, abbiamo anche un cartello che riassume un po' la situazione. No, noi abbiamo, diciamo, Taormina è attiva dal 2010 in convenzione col Bambino Gesù, in realtà Taormina ha una cardiochirurgia dal 2001, quindi diciamo, è veramente frutto di una maturazione, di un'esperienza che, diciamo, si è tramandata anche da infermiere a infermiere, da medico a medico. E bisogna dire che il Bambino Gesù ha investito veramente tanto in termini di risorse umane. Proviamo a ascoltare la testimonianza di una mamma. Questa è registrata, non l'abbiamo in studio, però è altrettanto valida. È successo che Alessandro ha avuto un'emorragia polmonare
Io lo stavo allattando e poi il bambino si è soffocato. Pensavo fosse un soffocamento da latte. E tempestivamente, comunque io l'ho visto che il bambino era strano, l'abbiamo portato subito al pronto soccorso, ennesima. E poi da lì hanno messo la cannula e hanno estratto sangue a posto che il latte. E là è iniziato il nostro incubo. Quando Alessandro si è sentito male, l'unica, diciamo, tra virgolette salvezza era quello di portarlo a Taormina, ma questa cosa ce l'hanno presentata all'ospedale Garibaldi Nuovo di Catania, che c'era la possibilità di poterlo salvare portandolo lì. Non sapevamo neanche l'esistenza di questo centro. Noi stavamo aspettando comunque la fine, diciamo, tra virgolette, in sala d'attesa. Poi però alle 4 di notte abbiamo visto medici con valigie, e praticamente hanno portato questo macchinario proprio al Garibaldi di Nesima. Ci ha voluto parlare il dottor Agati con l'equipe del Garibaldi e ci hanno spiegato un po' quale fosse, che cosa Alessandro potesse andare incontro, e che era una cosa invasiva, però poteva salvarlo solo questo. All'inizio noi eravamo contrari perché il bambino comunque già aveva subito abbastanza, però poi lui ci ha convinto, abbiamo firmato e meno male perché oggi siamo qua. È una testimonianza toccante perché anche se è un frammento ci dice tante cose, l'inconsapevolezza di noi genitori che naturalmente non sappiamo di che cosa si sa, ma anche l'affidamento quando nei suoi confronti poi il dottore dice beh ci hanno spiegato, ci siamo affidati, eccetera. È così che tanti genitori si rivolgono a voi, è vero? Diciamo che questo è il sale in fondo del nostro mestiere, perché un genitore affida a noi, diciamo, il proprio gioiello, quindi prendere in carico questa responsabilità è molto complesso. Questo che avete fatto vedere fa parte un po' degli effetti collaterali del nostro mestiere, perché questo ragazzino è un bambino affetto da un'insufficienza respiratoria acuta, quindi Taormina è un po' andata oltre la propria vocazione solo sulla cardiochirurgia, quindi esistono dei bambini che soffrono di insufficienza respiratoria e Taormina è diventato un riferimento internazionale per il trattamento di questi bambini. Alessandro, questo bambino qui che fu il primo dei bambini circa 8 anni fa, è stato proprio il prototipo di questo, quindi Taormina è andata oltre i confini della regione Sicilia, ma anche, diciamo, in Calabria abbiamo dato un supporto a questo gruppo di pazienti. Quindi a noi piace parlare delle cose che abbiamo fatto, non vorremmo fare, è imbarazzante vendere il proprio prodotto. No, vabbè, che senso, ma in questo caso vale davvero la pena, prima di tutto perché tanti di noi sono genitori e come dire, condividono, sia pure indirettamente, come dire, le sofferenze, le preoccupazioni, no? Perché e forse come dire, le norme, le leggi, le cose di questo non possono tener conto o non tengono conto, è vero? È vero, è vero, è vero. Oramai la nostra attività è inserita nel tessuto sanitario pediatrico di quest'area geografica della Sicilia orientale, ma si sta allargando anche a interventi fatti, cioè noi andiamo a Palermo a eseguire interventi on-site a pazienti ricoverati a Palermo. Quindi siete voi che vi spostate? Questa è una filosofia molto moderna, si spostano gli operatori per ridurre il danno e non i pazienti.
per ridurre il danno legato al trasporto. Questo ovviamente ha degli impatti organizzativi straordinari, però è così che si fa, insomma. A vantaggio del paziente e dei familiari, assolutamente. Ma poi dicevamo vengono dall'Africa e dall'India da voi. Sì, è un centro di riferimento, grazie anche alle missioni che il dottore Agati svolge periodicamente. Uno dei punti fondamentali è stata proprio la vocazione il Bambino Gesù, un po' anche diciamo, la parte di assistenza e di aiuto a chi è meno fortunato di noi. In fondo noi giochiamo, discutiamo su 2 centri, in realtà c'è chi non ne ha manco uno e non riesce i propri medici a curare i propri bambini ed è imbarazzante. Quindi questa è l'attività che negli anni, adesso abbiamo un centro fotocopia a Bengasi in Libia, fotocopia di Taormina dove noi siamo stati, abbiamo portato... Quindi avete contribuito a... Quindi devi immaginare che il team di Taormina è un team che è andato anche all'estero, che è ritornato a casa, noi impariamo quando andiamo all'estero, non portiamo solo la sanità o le cose buone, impariamo tantissimo anche da loro, quindi questa alchimia di cui parlavo è veramente importante. Bello sentirvelo dire, rincuora tutti noi che abbiamo figli e che abbiamo sempre preoccupazioni di tutti i tipi, ma ci sono novità dal punto di vista, diciamo, chiamiamolo così, burocratico, senza offesa, ma insomma un po' sì. Cosa dire, noi contiamo che il centro possa continuare a lavorare e possa soprattutto essere, diciamo, anche un po' supportato da tutti i punti di vista, in termini di risorse, di medici, di attrezzature, per poter offrire la migliore assistenza. E questo quanto noi stiamo dicendo, denunziando, forti dell'enorme numero di pazienti trattati. E se lei pensa che dietro ogni paziente c'è una famiglia, un bambino malato non è come un adulto malato, un bambino malato rivoluziona gli equilibri di una famiglia, ferie, congedi, attività economiche che sono eventi molto, molto importanti e è il nostro dovere accudire anche questi aspetti. E quando voi andate a Palermo com'è la situazione? I rapporti come sono? Sono buoni. Sono buoni? I professionisti sono così, no? Ottimi. E poi, per esempio, ho detto Palermo, però insomma è una consuetudine oramai. Ormai è diventata una consuetudine, quindi c'è anche una standardizzazione delle procedure, dei metodi, e loro qualche volta vengono da voi anche? Insomma, non generalmente. Non generalmente. Ma vi aspettate un intervento, diciamo, un contributo anche dalla Regione o è una cosa che deve decidere il Governo nazionale? Noi leggiamo un po' le notizie dei giornali come voi, non abbiamo un contatto diretto tale da avere... Ce le scambiamo. Sappiamo che sicuramente c'è un interessamento importante da parte delle forze di maggioranza e naturalmente anche dell'opposizione affinché il centro possa continuare con dignità la propria attività. Quindi anche noi aspettiamo, abbiamo visto la disponibilità da parte del Ministero a prorogare insieme con il Presidente della Regione Sicilia le nostre attività. Noi facciamo i medici, non facciamo cerchiamo di stare fuori da questo. Ma è una proroga limitata nel tempo, si spera invece di poterla avere per sempre, non soltanto per 6 mesi. Noi speriamo che sia un bridge più che una proroga, un bridge verso il futuro. Un ponte, esattamente, un grande ponte. Beh, ce lo auguriamo davvero. Intanto vi facciamo i complimenti, vi ringraziamo per quello che fate, a nome anche dei genitori che naturalmente non sono qua, ma ci capiamo. Grazie mille al primario professor Sasha Agati e al professor Paolo Guccione e speriamo di poter avere al più presto buone notizie per quanto riguarda il centro di cardiochirurgia pediatrica così importante a Taormina. State ancora con noi, abbiamo un'altra storia da raccontarvi fra pochissimo. Buongiorno Sicilia.
soli è già spuntato un cielo marino e voi, belluzza mia, dormite ancora. La ceggi sono stanchi per cantare, affreddateggi aspettano che fuori sopra lo pacco nero su ammocciati aspettano quando è che la faccia lasciati stare, non dormite più, non c'è mai più in questa manera, ci sogno voi, che aspetto a voi, vivere sta pace a così bella, passo campora tutti lì lontani e aspetto solo quando va facciati. Allora, eccoci qua, sono le 8:32, siete a Buongiorno Sicilia, non avevate sbagliato canale, eravamo al Teatro Greco di Taormina, i protagonisti del gruppo delle canzoni popolari e cantastorie di Luigi Di Pino, che invece oggi è qui, eccolo qua in studio. I cantanti che non si ricordano le parole si portano il cartello con le parole, lui si porta dietro la storia, che poi ci farà sentire, è vero? Sì, la descriverò, diciamo così, brevemente, perché si tratta di storie che durano abbastanza, quindi i tempi televisivi non consentono, quindi magari farò un sunto. Ma è lei che disegna questo? Questo no, questo è un cartello che ha almeno 80 anni di vita. Che quindi bello! Apparteneva ad un cantastorie del mio paese che era... Qual è il suo paese? Riposto. Era forse il più grande cantastorie di, come si chiama? tutti. Orazio Strano si chiamava, perché è morto nell'81 lui, quindi uno dei capiscuola. Proprio a Riposto oggi si inaugura il museo. Esatto. Che museo è? È il Museo del Cantastorie Siciliano, si tratta di una collezione di parecchi di questi cartelloni, quindi noi ne abbiamo 26 appartenuti proprio ad Orazio Strano. E poi ci sono tantissimi foglietti e libretti che contengono le storie in rima che i cantastorie vendevano quando facevano la loro esibizione. Si fermavano nel mezzo della storia, il finale non lo davano e poi ora comprate il foglietto, se no non vi dico il finale. Esatto. E quindi ne abbiamo tanti, 50 lire, 100 lire, vivevano così. E voi distinguete, è vero, la canzone popolare dalla storia del cantastorie? Sono due cose ben differenti, perché una cosa è il cantore popolare che canta canzoni naturalmente, e una cosa è il cantastorie. Innanzitutto, per essere definito cantastorie devi raccontare una storia, perché lo dice la stessa parola. E poi in Sicilia abbiamo una specifica tradizione di cantastorie che ha i suoi canoni ben precisi, ben definiti, tra cui uno è appunto l'uso del cartello, che è esclusivamente siciliano, e poi ci sono anche tante altre regole che fanno del cantastorie siciliano una vera e propria istituzione della nostra terra. Ma il fatto che apriate un museo vuol dire che ormai è finita, oppure invece che è ancora richiesta? Bella domanda. Assolutamente no. No! Perché ci sono io e ci sono anche dei giovani che si stanno, diciamo, avviando a quest'arte. Sì, c'è anche un ragazzo di 17 anni, quindi e poi io vado nelle scuole, quindi vedo dei potenziali cantastorietti. Ovviamente questo mestiere non ha più la funzione che aveva 100 anni fa, perché 100 anni fa
informavamo, cioè eravamo dei giornalisti, cioè la gente aspettava per sapere, per conoscere. Cioè voi raccontavate Esatto, la realtà. la realtà, e la gente aspettava per sapere. Una specie di telegiornale. Una specie di telegiornale, esatto, giornalisti. In realtà poi il cantastorie ha radici ancora più lontane. Per Appartiene proprio nei millenni dei Esattamente. millenni, da Omero, diciamo che ogni Esattamente. cultura ha avuto sempre il suo E cantastorie. invece ora poi che è successo? E poi è successo che con l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, la televisione in primis, oggi la notizia si sa ancora prima Con che questi. qualcosa accada. Esatto, quindi abbiamo perduto questa funzione, però manteniamo in vita una tradizione e poi intratteniamo anche un po' il pubblico guardandolo negli occhi, e questa è una cosa importante perché altrimenti mancherebbe del tutto. Sì, è vero. E lei questa sua formazione a chi la deve? Allora, io dico sempre che sono un seguace, un epigono di Orazio Strano. In Sicilia ci furono due grandi scuole, dobbiamo citare anche, per forza di cose, Ciccio Busacca, che fu un grande cantastorie di Paternò. Cantastorie che innovò un po' rispetto all'arte, ma mantenendo sempre gli stessi canoni. E si crearono queste due scuole, quindi io diciamo che vengo dalla scuola di Strano, ma ho apportato anche i miei elementi. Beh, siamo incuriositi, non so, lei come fa di solito? Introduce la storia oppure ce la fa intuire cantando? Diciamo che faccio un misto. Un Oggi misto. la racconto un po', Allora, è una vai. storia semplice. C'è un questa. titolo? Sì, questa è A Scerra dei Quattro Malancini. È una cosa simpatica, è una storia accaduta veramente a Taormina. Qui siamo a Taormina? Sì, qui siamo a Taormina. Come si svolge? Così faccio un sunto. Gnorno quattro picciotti addichettati sempre per la scacione degli ziti, ficero a lotta, a pugna, a bastonati, con pugnala, cudeddi, spiti e spati. Ma un certo Petro, con modi educati, si mise in dall'umenzo dei daliti e disse: come porci va ammazzati, che avete fatto 2000 feriti, non sbambate di sdegno in una botta e terminate sta tremenda lotta. Saccio che tutti amati a una picciotta, facete da così appena fadetta. Ma che amici miei, non fare cotta, non si marita mai, saresta schietta, inutile perciò tutta sta scerra, sto para piglia custo serra. Ma intanto a peggio la testa c'è sferra e lo so cuore d'amore ci parra, per la stessa picciotta. E pista terra che volesse d'affetto la caparra. Lassa le malancine temponenti e corre in nidda, con le cori ardenti. E da qui comincia tutto un corteggiamento lunghissimo, in rima, dove Pietro viene rifiutato da Rosa. Ma poi alla fine ci dici: cioccolate casquaghi, che me fai? Te dugno la mia vita se la vuoi. E lui si scioglie e avviene la cosiddetta fuitina. Quindi vanno in casa della madre di Pietro, e come finisce? Che la notte con spuntaro, andiamo al finale, dei picciotti, che di si ammazzarono come atti, con 10 suonatori tutti dotti, maestri di violino, tromba e piatti. E ero svegliato a tutta la vanetta cantando una bella canzonetta. Quindi finisce con la musica, quindi dalla violenza finisce in bellezza. In bellezza. E lei ci fa il finale? Sì, cantando da così una canzonetta. Tieni fuisti case troppo bella, bianca e rossegna come una cipolla, la sappi fare petreno mennetta, de fuori se a te amo sorrenzodda. Ne lassaste come babbasoni, Petro Mennetta, sei cristianoni. Grandioso, Luigi Di Pino, complimenti. Sì, grazie. Bravissimo, bellissimo. Grazie. Allora, oggi alle 18 a Riposto in via Archimede si inaugura il Museo del Cantastorie.
Quanta gente prevedete che ci sarà? Che tipo di affluenza? No, è impossibile prevedere perché oggi con i social quindi abbiamo divulgato un volantino, quindi noi abbiamo un bel seguito, quindi funziona questo tipo di arte. Quindi il Cantastorie si serve anche Oggi sì, oggi sì. Ah, sì, E oggi sì, perché noi divulghiamo, e promozione in e un ogni certo tanto senso fate una gratuita. canzonetta pure qua? Qualcosa la cantiamo anche sui tempi moderni. Sì, sì. anche là, è possibile seguirci anche lì. Quindi i giovani, come diceva prima, Sì. hanno un interesse, no? Perché li incuriosisce, perché non ne sanno niente. Diciamo di sì, perché comunque è qualcosa che scorre nelle nostre vene, quindi è impossibile non identificarsi con questo. Ovviamente bisogna dare il prodotto cambiando il metodo a seconda di chi hai di fronte, perché con i bambini usi un certo linguaggio, con gli adulti usi un altro linguaggio, quindi è importante cercare di dare entusiasmo nel giusto modo. Ma lei, oltre Orazio Strano e Ciccio Busacca, che sono grandissimi personaggi di questa tradizione, quando era ragazzo, come è stato? Come fu? Sì, come fu, è bello. Allora, io nasco dalla musica, quindi fondamentalmente sono un musicista e avevo creato un gruppo mio di canzoni mie e già raccontavo, erano in italiano e in siciliano. Poi portai una cassetta all'amico Franco Battiato, allora. Grande Franco. E lui mi disse: Luigi, o fai il cantante o fai il cantastorie, scegli. E io scelsi di fare il cantastorie e quindi diciamo che c'entra anche lui in questa. Un suggerimento di Battiato. Sì, sì. Bene, allora, le facciamo tanti complimenti, grazie per Grazie averci Michele, è stato un aperto piacere. questo mondo che un po' sembrava quasi che le porte si fossero socchiuse, invece sono ancora aperte. Ci rivediamo alle 18 a Riposto, via Archimede, Museo del Cantastorie con Luigi Di Pino. E adesso breve pausa con due risate insieme. Cioè, consideravo che l'altra volta un amico mio se n'è andato a Milano, a nord, mi fa, dicevano, tu lo sai, per prenderti un caffè fai la coda al bar. Ma che sono malato, Perché scusa, non è civile. È civile, che tu ti metti a fare la coda per un caffè. Cioè, scusa, perché tu vai al bar, che fai? Non ho capito. Se c'è la coda, devi. Ma chi c'è? Ma la prima sai, prendi un caffè, lo sai che ti dicono? Vado a fare lo scontrino, ma che c'è educazione? Ma perché, scusa, non si fa lo scontrino? E se fai lo scontrino, come fai ad andartene senza pagare? Ma perché si prende il caffè e non si paga? No, guarda, questa è la differenza netta che c'è fra il nord e il sud. Perché là sopra sono civili, sono per bene, sono educati. Qua invece siamo cani in bancata, ma non è chiaro. Ma dai, per cortesia. Per esempio, al nord, se tu sei al nord e hai bisogno di un'informazione, se loro la sanno, te la danno. Se loro non la sanno, non te la danno. Perché sono maleducato? Ecco, vedi? Allora, tu hai bisogno di una lezione di civiltà. Vabbè, e allora te la faccio io. Allora, adesso dove siamo? A Palermo. No, noi siamo qui a Milano. Ci troviamo a Milano. Tu adesso sei arrivato a Milano, sei solo, non conosci nessuno e devi andare dove devi andare? Dove devi andare? Stai facendo tutte cose tue. E dimmelo. Cioè, tu vieni da Palermo, arrivi qua a Milano, dove stai andando? Da chi vuoi andare? Chi mi fare a Milano? Allora perché sei venuto a Milano? Tu mi ci hai mandato! No, non ti ho mandato io. Tu sei arrivato a Milano di tua spontanea volontà. Perché sei venuto a Milano? E te lo dico io. Perché devi andare in via dei Tigli al 47. Va bene. Dove si trova via dei Tigli al 47? È la prima volta che vengo a Milano. Mica quindi ci devi andare. E allora a chi lo chiedi? A chi? A chi? A me lo chiedi. Perché tu che sei milanese? Io sono milanese, sì. Si sente dall'accento, io sono milanese. Che c'entra? Per ora sto parlando con te, sono volgare come te, ma fra un istante sono milanese e io ti dimostrerò come si comportano i milanesi. Dove devi andare tu? Via dei Tigli 40. No, la dire tu. No, prima dillo tu. Via dei Tigli 46. E io sono milanese. Ora io ti dimostro come si comportano i milanesi. Io sono un passante, tu sei qua, stai aspettando qualcuno per chiedere informazioni.
Cioè, ma siete un poco malacommenati a Milano. Che significa? Che c'è? Che cos'è questo malacommenato? Che cos'è? Che cos'è? Questa si chiama postura. A me mi pareva frociura, però... Vai tu. No. Attenzione, attenzione. Va. Non offendiamo l'eleganza. Non confondiamo l'eleganza, la raffinatezza con la rozzaggine. Va bene. Io sono il passante di prima. Scusi. Sente. Dici che siamo a Milano. È italiano, Milano è in Italia. Senta. Oh. Scusi, Dice a me? Sta parlando con me? Hai bisogno di sapere qualcosa da me? Senta, scusi, sa dove è Via delle Teglie? Via delle Teglie. A te in siciliano Via dei Tigli, come dici tu? Dimmi che è Via delle Teglie. Che cosa sono i tigli? Le teglie del dialetto. I tigli sono delle piante e la strada prende il nome dalle piante. I tigli. 47. Allora, ha bisogno di un'informazione? Sì, Vuole chiedermi qualcosa? Sono qui a sua esposizione. Mi dica subito, qualunque cosa ha bisogno sono a sua esposizione. Cosa ha bisogno di sapere? Parli con me. Cosa ha bisogno? Io sono a sua completa esposizione. Cosa vuole sapere? Lo dica a me, cosa vuole sapere? Se lei si zitta io parlo. Me lo dica, su. Sa dove è Via delle Teglie 47? Ho capito che lei vuole dire Via dei Tigli. 47. Allora ascolti, io non so precisamente dove si trova, però guardi, faccio una cosa, più avanti c'è un vigile, non lo so, e siccome non le voglio far perdere del tempo, io la mando dal vigile urbano. Questa è civiltà. No, questa è bastarderia. No, questa è educazione. Noi palermitani se la via non la sappiamo, ci stampiamo. Questa è, dov'è? Questa, per educazione. Perché siete incivili. Sì, fa venire un melanese a Palermo, fallo venire a Palermo. Quale melanese? Che tu, non si mai. Io per fare. Dove siamo qua? Dove siamo? Ecco, ora è un turino, tu l'hai capito dove siamo. Va. No, tu mangi. No, io non torno. No, tu mangi non ne siamo. Non lo so, siamo qua. A Palermo. A Palermo. Sei vago. Sei vago. Tu non devi vagare. Non devi vagare. Ci sono andato prima. Dove? A vagare. Dai. Allora. Dai, cammina. Minchia, sempre male. Scusi? Sì, prego. Lei è del luogo? Sì, sono del luogo. Ascolti, qui è Palermo? Sì, già. Allora dovrei andare in Via della Libertà. Per arrivare in Via Libertà sa quanto impiego? Dovrei andare in Via Libertà. Sa quanto impiego ad andare in Via Libertà? Quanto tempo ci vuole? Cammino. Scusi, devo andare in Via Libertà? Te si cammina. Ascolti, io sono stato educato con lei. Le ho chiesto quanto impiego ad arrivare in Via Libertà. Cammina, forse non mi sei sentito. Sto pataricchi, cammina. Guardi che questo non è civile, ascolti. Io le ho chiesto soltanto di andare... Vabbè, cammina. Comunque lei non è civile, ascolti, glielo dico io. Un quarto d'ora. Un quarto d'ora? Ma non poteva dirmelo prima! E non lo deve vedere come camminava. Ecco. Chi siete? E che voi questo sapete? Ah, siete chi? E poi, io cerco di avercela un po' con loro, ma come si fa? Ma si meraviglia lei che ne esce con pigiama. Io non lo so. Andate via. Andate via. Ciao. No, lo so. Grandiosi Toti e Totino, stasera alle 21:30 siamo arrivati in chiusura. Vi ricordo che il 1° giugno del 1926 a Los Angeles nasceva l'attrice, modella e cantante Norma Jean, in arte Marilyn Monroe, e vi lasciamo con la sua indimenticabile Bye Bye Baby. Ci vediamo domani, buongiorno Sicilia. A domani.